più prestigiose e storiche della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che ogni anno ospita tantissime presentazioni, eventi e anche molto spesso il soggiorno di alcuni divi hollywoodiani. Siamo all'Hotel Excelsior del Lido di Venezia, di fronte al Palazzo del Cinema, e in particolare questa è la Sala degli Stucchi. Un salone, come potete vedere, assolutamente meraviglioso e storico anche nel mondo del cinema, perché fece da location ad una straordinaria scena del film del 1984 firmato da Sergio Leone, con protagonista Robert De Niro, ovvero C'era una volta in America. Affacciato sull'elegante spiaggia del Lido di Venezia, l'Excelsior fu costruito nel 1908, divenendo presto la destinazione più amata da personaggi ricchi e famosi. In stile Belle Époque, con elementi moreschi, ampie cupole e lucernari, fu inaugurato con una festa che vide la partecipazione di oltre 3.000 ospiti provenienti da ogni parte del pianeta e divenne la destinazione preferita di personaggi facoltosi e famosi, star cinematografiche e famiglie reali. Negli anni ha infatti accolto Winston Churchill, il duca e la duchessa di Windsor, Marlene Dietrich e Aga Khan. Nel 1932 entrò in contatto con il magico mondo del cinema e sulla sua terrazza si tenne proprio la prima edizione in assoluto della Mostra del Cinema di Venezia. Da allora è divenuto parte integrante di questo evento di fama mondiale e qui si svolgono incontri, meeting, presentazioni e party esclusivi, con protagonisti divi dello spettacolo, dello show business internazionale, come in questa edizione la presidente di giuria Annette Bening.